La persona sofferente ha bisogno della competenza del medico, ma anche della sua tenerezza. Il tema della Giornata Mondiale del Malato è stato condiviso dagli operatori sanitari del territorio nell'incontro con il Vescovo. È stata anche l'occasione per ricercare i problemi a cui i medici oggi fanno fronte. Per esempio, i rapporti umani sono importanti e necessari, ma il tempo per coltivarli è davvero poco. Dare il tempo al personale, che sia il medico piuttosto che l'operatore sanitario o l'infermiere, dare i tempi necessari per ascoltare la gente, per essere accoglienti. La fatica della mole di lavoro a volte va a discapito di un rapporto umano, di condivisione di cose più profonde, a discapito delle relazioni. C'è poi la questione dei costi. Anche nel Tigullio capita che i medici si sentano dire «non posso permettermi le medicine». Rischiamo che avremo una sanità di serie A per chi può economicamente e una sanità di serie B per chi non può. Dobbiamo cercare invece di mantenere quello che è il sistema sanitario fondato 40 anni fa. Se poi c'è chi vuole andare in clinica vada pure in clinica, però il sistema sanitario pubblico deve essere eccellente ed eccellente per tutti, non soltanto per gli abbienti. Un altro aspetto rilevato nel confronto con il Vescovo è quello dei giovani studenti di medicina che dopo i corsi universitari lasciano l'Italia. Ogni anno entrano in medicina più di 10.000 studenti, ma poi non ci sono risorse necessarie per dare un adeguato numero di borse di specializzazione. Noi auspichiamo che vi sia un'inversione di tendenza per trovare una soluzione a questo problema e far sì che i medici che si formano in Italia possano continuare anche con la formazione post laurea e quindi possano restare nel nostro paese. Dalla riunione sono emersi infine due messaggi di speranza. Il primo, la fondamentale presenza dei volontari in ambito sanitario, il cui stipendio, è stato detto, è il sorriso dei malati. Secondo, il desiderio di una Chiesa che faccia sentire la sua voce in campo medico. A volte ci sono sempre come degli atteggiamenti di sospetto e invece la Chiesa forse può contribuire a costruire relazioni di pace.